Gianni De Michelis si è spento nella notte. Era nato a Venezia il 26 novembre del 1940. Era ammalato da tempo. Da lunedì la salma sarà esposta all'ospedale civile, dopodiché sarà cremato. Presumibilmente a metà settimana si celebreranno i funerali, che saranno probabilmente in forma privata nella sua città, Venezia. Gianni De Michelis è stato un esponente di spicco del Partito Socialista Italiano e dell'ultimo quindicennio della Prima Repubblica, in una lunga carriera politica iniziata nel 1964 con l'elezione nel Consiglio Comunale di Venezia e la nomina da assessore all'urbanistica. Nel 1969 è già componente della direzione socialista, ma la svolta decisiva avviene nel 1976, anno in cui De Michelis viene eletto deputato e appoggia Bettino Craxi nelle elezioni alla segreteria del partito. Negli anni seguenti diventerà un esponente di spicco della politica nazionale. Dal 1980 al 1992 è stato ministro delle partecipazioni statali, del lavoro e della previdenza sociale, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e infine ministro degli affari esteri. La fine della carriera politica arriva col ciclone di Tangentopoli. De Michelis torna all'insegnamento universitario dal 1994 al 1999. Laureato in chimica a Padova, era professore associato all'Università di Ca' Foscari dal 1980. Ma il richiamo della politica rimane troppo forte. Nel 2009 è consulente del veneziano Renato Brunetta, allora ministro per la pubblica amministrazione nel governo Berlusconi, e nel 2011 aderisce ai riformisti italiani di Stefania Craxi. Una passione, quella per la politica, che l'ha accompagnato per tutta la vita. Come si può dire, dimostrano che si apre oggi, come si può dire, uno spazio di attenzione che renderà più facile la nostra azione se ne avremo la capacità, se ne avremo la forza, se ne avremo il coraggio.